Manifestazione per la statale numero 12, abbiamo qui con noi Sergio Mantovani che è il promotore di tutto questo, di tutta questa serie di manifestazioni, ricordiamolo, altre due fra i prossimi venerdì. Mantovani, cosa ci racconta? Beh, che sono contento e che è stata un successone nonostante che, attenzione, l'Arena abbia sbagliato la data, abbia detto che la manifestazione è domani, l'Arena è il giornale più diffuso, nonostante che il sindaco Tosi non ci sia e nonostante questo noi ci siamo, è piano, e nonostante che non ci sia neanche Telearena a cui ho mandato io personalmente i fax ieri spiegando per filo e per segno, quindi nonostante l'errore dell'Arena, nonostante la mancanza di Telearena, nonostante la mancanza del sindaco, abbiamo più gente l'anno scorso eravamo 2500, adesso non so quanti siamo stati, comunque ce l'abbiamo fatta, evviva! E sono felice anch'io per voi, ma i motivi che vi portano e vi spingono sempre ad essere qui in piazza, signor Sergio, quali sono? Allora è un dato semplice, così la capiamo subito. Qui da noi la statale attraversa 3 centri abitati, Buttapietra, Cadidavide, Borgo Roma, totale minimo 40.000 persone e ci hanno dato dalla regione 300.000 euro. Qui vicino in Val Pantena a Quinto c'è un pezzetto di strada di 2-3 km che non attraversa nessun centro abitato. Cosa ha fatto la regione? Ha dato 16 milioni di euro, ripeto 16 milioni di euro e a noi solo 300.000 euro. Ecco perché siamo qua. Grazie Sergio, grazie. Avete sentito Sergio Mantovani, promotore della protesta per la strada statale 12 e per la variante a questa strada. Il corteo sta giungendo infine, è circa 2 ore che sta manifestando su questa strada. Facciamo le ultime riprese alla testa del corteo che ora è arrivato alla chiesa di Cadidavide.